Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. Il caro energia e le bollette da record che stanno arrivando a imprese e famiglie della nostra regione stanno mettendo in apprensione cittadini e imprenditori. Il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, lancia per questo l'allarme legato al caro bollette, viste le fatture che stanno arrivando in questo momento, e chiede alla politica che si dia una mossa. Lo ha sentito per noi Andrea Pierini. Presidente, stanno arrivando le bollette, gli imprenditori, commercio, ma non solo, non ce la fanno. L'hanno già detto e siamo appena ad agosto. Sì, il tema è drammatico. Noi abbiamo avuto un'estate veramente dirompente sotto l'aspetto del turismo, perché ha portato veramente tantissimi stranieri in Italia, e tantissimi italiani si sono mossi tanto in Italia più che all'estero, per cui le casse si sono riempite, ma riempite per sopperire ai danni subiti da 2 anni di pandemia. Non è che sono soldi che avanzano. Stanno già arrivando le bollette, sono già arrivate dall'inizio dell'anno, dalla fine del 2021, bollette con costi inimmaginabili, impensabili aumenti così importanti. Evidentemente c'è qualcuno che ci lucra sopra in maniera importante, per cui al governo, alle forze dell'ordine, capire se i costi che ci mettono in conto sono reali o se qualcuno ci lucra. E non basta dire che andremo a tassare i super guadagni sui prodotti energetici, perché sarebbe sempre briciole. Oltre a questo stanno arrivando le bollette delle tasse che sono state bloccate per 2 anni. L'Agenzia delle Entrate da ieri sta partendo ha mandato via circa 5 milioni di bollette da incassare di 2 anni di arretrato. Se sommiamo le bollette di IVA, di tasse non pagate, tutta questa roba qua, in più i costi energetici, ma anche i costi indotti dai costi energetici. Noi sappiamo che abbiamo le merci che mi arrivano sono già tassate da nuovi costi dei trasporti, che hanno i costi del petrolio e della benzina più alti. Per cui ci aspettiamo un autunno veramente difficile, veramente importante, per cui chi si accinge a governare in base alle elezioni dovrà fare veramente dei salti mortali per fare in modo che le imprese non chiudano, perché veramente siamo messi male. Il nostro presidente nazionale Sangalli sta chiedendo una sorta di Energy Recovery Fund, è bene che venga, però se io pagavo 100 non posso pagare 200 anziché 2,50. Non ce la facciamo, bisogna ritrovare il sistema di far ritornare i costi energetici a quanto eravamo un anno fa. Cambiamo argomento. Le alte temperature di questa estate hanno contribuito a far aumentare anche il proliferare delle zecche che causano la TBE, una malattia virale acuta del sistema nervoso centrale trasmessa dal morso di questi insetti e causata da un arbovirus molto simile ai virus responsabili della febbre gialla e della dengue. Ne abbiamo parlato con Isabella Gregorato, è un esperto, sentiamo. Un fenomeno che sta preoccupando soprattutto gli specialisti, ma deve preoccupare anche i cittadini, perché effettivamente c'è un aumento di presenza di zecche. Quest'anno al momento i casi segnalati, rilevati, sono di TBE, malattia trasmessa dalle zecche, sono almeno 7. Ne parliamo con il professor Maurizio Ruscio, che è docente universitario a Trieste. Effettivamente, professor Ruscio, lei ha riscontrato, lei che segue da anni appunto l'andamento delle patologie legate alle zecche, effettivamente c'è questa preoccupazione? Ma c'è questo fenomeno che quest'anno in particolare ci ha un po' sorpreso, perché 40 gradi non avevamo mai avuto negli anni precedenti, e questa temperatura modifica l'ecologia sia del parassita e sia l'attività degli agenti microbici che portano dentro. Per il momento, io ho detto, ne avete rilevati, perlomeno lei dal suo osservatorio ha rilevato 7 casi di TBE. Sì, sono molti, considerando che queste sono forme neuroinvasive che si vedono, perché per fortuna molte di queste forme di infezione TBE sono asintomatiche o con solo alcune linee di febbre, per cui non si rilevano. Consideriamo che se sono questi casi da noi, in Veneto la cosa è molto più grave, anche in Trentino Alto Adige, perché il mese di luglio
e agosto sono i mesi della TBE, per cui abbiamo molti ricoverati in area di emergenza. Questa malattia viene trasmessa dalle zecche esclusivamente nel periodo estivo o anche durante tutto l'arco dell'anno? Viene trasmessa durante tutto l'anno, consideriamo anche un aspetto che non sempre si considera, che può essere anche trasmessa con l'assunzione del latte non bollito, evento che succede raramente, però c'è anche una trasmissione alimentare. Ma che cosa accade con la TBE al nostro organismo? Nelle poche forme neuroinvasive abbiamo un quadro di meningite, encefalite e mielite, quindi un quadro che colpisce, infiammatorio, che colpisce il sistema nervoso centrale, molto serio nella fase acuta e dopo con possibili esiti a distanza. Ma quello che preoccupa è che effettivamente fino a qualche anno fa c'erano delle zone rosse in cui era più facile contrarre appunto questa malattia. Adesso invece le zecche che la trasmettono si sono diffuse un po' su tutto il territorio regionale. Sì, ha una ecologia diversa, perché la malattia di Lyme, ad esempio, che viene trasmessa sempre dalle stesse zecche, si diffonde per la diffusione degli animali serbatoio, mentre la TBE il serbatoio è la zecca stessa, per cui era limitata in ambiti territoriali più ristretti, che adesso si sono espansi proprio perché appunto sta aumentando tutto questo fenomeno. Mi diceva che nel vicino Veneto la situazione è più preoccupante, come preoccupante anche in Trentino Alto Adige. E qui da noi effettivamente la si rileva in maniera più contenuta perché c'era stata già a suo tempo una sorta di campagna vaccinale che era stata avviata per prima a livello europeo, addirittura mondiale, e quindi i cittadini sono già preparati in sostanza. Sì, c'è stata una sensibilizzazione molto precoce all'inizio degli anni 2000, quando abbiamo avuto i primi casi, e adesso ci gioviamo di questo numero di vaccinati più alto delle altre regioni. La siccità e il cambiamento del clima stanno avendo pesanti ripercussioni anche sulla flora e la fauna della nostra regione. Ne abbiamo parlato con il naturalista Nicola Bressi. Noi abbiamo avuto poca piovosità. La piovosità, quando c'è stata, è stata concentrata in dei momenti molto ristretti e delle temperature molto elevate. In più, in molte zone della regione, tra cui ad esempio Trieste, ma anche molte zone delle valli del Natisone, della montagna, abbiamo avuto molto vento. E il vento, di nuovo, aumenta tantissimo la siccità. Quest'estate secca è andata a innestarsi a seguire un inverno, una primavera che non hanno avuto abbondanza di pioggia. In più, ultimo fattore, che cosa irriga le nostre pianure, le nostre risorgive? La neve che si scioglie lentamente nel corso dell'estate. Se noi abbiamo delle temperature molto alte già a primavera, e questo ultimamente sta accadendo, la neve si scioglie tutta quanta a primavera e quindi d'estate di colpo rimaniamo a secco perché non c'è più nulla che scenda dalle montagne. Tant'è vero che per la prima volta abbiamo avuto dei periodi di siccità e abbiamo della siccità anche in montagna. E cosa succede alle piante? Le foglie ingiallite non dovrebbero esserci chiaramente ad agosto, le foglie ingiallite, le foglie marroni dovremmo vederle a ottobre, anzi per certe querce mediterranee a novembre addirittura le foglie di questo colore. È accaduto adesso perché la pianta non trovava abbastanza acqua da mantenere tutte quante le sue foglie. Le piante reagiscono in modo diverso, alcune piante, diciamo così, non riescono a reagire e veramente muoiono. È il caso del carpino nero. Il carpino nero è un albero che se non ha abbastanza acqua muore tutto quanto, cercando al limite di sopravvivere come radici, ma poi deve ricominciare il ciclo da ramoscello per ridiventare poi ancora un albero. Mentre altre piante come le querce tendono a cominciare a isolare qualche ramo, a perdere qualche foglia, mantenendole degli altri vivi. Il problema è che tutto questo non è gratis. Non è gratis perché ovviamente questo aumenta il rischio incendi, perché abbiamo tantissimo legno morto, foglie secche, piante secche, eccetera. Ma tutto questo vuol dire che c'è meno materiale vegetale
per gli animali che se ne nutrono, meno per gli erbivori, di conseguenza meno per i carnivori. La prima cosa che le piante fanno cadere, prima ancora delle foglie, noi non ce ne accorgiamo, sono i frutti. Le ghiande che avrebbero dovuto maturare per quest'autunno sono state fatte cadere dalle querce perché non c'era energia, non c'era acqua per farle maturare, e quindi quest'autunno gli animali troveranno meno semi e potranno fare molte meno scorte per l'inverno. Meno animali sopravviveranno all'inverno. Non solo, la minor quantità di foglie degli alberi fa sì che quando arrivano le precipitazioni, e arriveranno intense perché questa estremizzazione del clima fa sì che la probabilità di piogge intense sia molto più elevata, le piogge verranno smorzate meno dalle foglie e quindi aumenteranno l'erosione del suolo. Più il suolo viene eroso, più le radici diventano superficiali, più sono soggette all'aridità, più di nuovo altre foglie si seccano. Quindi abbiamo innestato un ciclo che è molto grave perché tende ad automantenersi, ad autoalimentarsi. Ma noi oggi cosa possiamo fare per difendere i boschi e gli animali? Quando si sta nei boschi o vicino ai boschi dovremmo veramente evitare grigliate, barbecue, accendersi una sigaretta mentre si va nei boschi, ma neanche apparecchi che possono provocare scintille. Abbiamo visto che sembra che alcuni incendi siano stati scatenati dai treni, dai freni dei treni, però tenete presente che ci sono tanti altri macchinari che possono provocare scintille, anche delle semplici falciatrici ad esempio. Quindi tutto quello che può causare fiamme libere va evitato, per non parlare poi di spettacoli pirotecnici, fuochi eccetera. L'altro comportamento meno facile dal punto di vista individuale, più dal punto di vista sociale, è quello di risparmiare acqua e immagazzinare acqua. L'acqua deve tornare adesso un elemento prezioso, perché se ogni bosco ha uno stagno, ha un canale, ha un fosso, ecco che il perdurare di quest'acqua accumulata durante le grosse piogge riesce a rallentare gli effetti poi della siccità estiva. Se qualcuno ha un giardino, ha un terreno eccetera, farsi un piccolo stagno, un laghetto lasciato sia all'idratazione che alla biodiversità è qualcosa di veramente utile. Finisce qui questa puntata di A Voi la Linea, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.